Autonomia, previsto oggi a Roma un vertice tra il vice premier Salvini e i governatori di Veneto e Lombardia, Zaia e Fontana. Il ministro Erika Stefani conferma: siamo alle battute finali. Eroina killer, vasta operazione antidroga dei carabinieri, 100 uomini impiegati per smantellare una banda di spacciatori albanesi e tunisini tra le province di Venezia e Padova. Sedicenne in gravi condizioni nell'ospedale dopo essere stato travolto da un camion sul terraglio a Preganzioli. Il dramma stamane, ieri ennesimo incidente mortale della Marca, a perdere la vita un 54enne. Rogo in un'abitazione di Enego nel Vicentino, i vigili del fuoco riescono a domare le fiamme e salvare gli inquilini, ma la casa è inagibile. Come previsto è arrivata la neve sui monti, ma il fenomeno andrà attenuandosi nelle prossime ore. Il ritorno dei fiocchi giovedì, quando anche la pianura potrebbe essere interessata dal fenomeno. L'indagine della Corte dei Conti sulle mostre di Goldin ha avuto troppe concessioni dal Comune, dice Vittorio Sgarbi, che potrebbe accordarsi con il sindaco Conte a breve per le nuove esposizioni. Le immagini del capriolo albino femmina che si aggira per le colline di Conegliano a Collalbrigo, un esemplare molto raro che residenti e proprietari vorrebbero proteggere insieme ai suoi cuccioli dai cacciatori. Telespettatori di Antena 3, buongiorno, ben trovati. La prima edizione dei nostri telegiornali è subito in primo piano l'autonomia, la corsa verso l'autonomia, con la novità di un incontro oggi annunciato dal governatore della Lombardia Attilio Fontana sui social, ha ribadito questa mattina sempre sulla sua pagina Facebook, di un incontro previsto appunto nella capitale oggi a Roma tra il ministro dell'Interno e soprattutto vice premier Matteo Salvini con il governatore del Veneto Luca Zaia e il governatore della Lombardia appunto Fontana. Oggi incontrerò a Roma Luca Zaia e Salvini per fare il punto della situazione. Scrive sui social Fontana, ribadendo che sull'autonomia non è mia intenzione accettare alcun rinvio. L'incontro tra il ministro e due governatori leghisti, a quanto si apprende, si terrà nel primo pomeriggio al Viminale, quindi nella sede insomma, delle attività del vice premier Matteo Salvini. Dunque un incontro che potrebbe essere un'ulteriore spinta verso questo febbraio indicato come il mese cruciale per l'autonomia. Peraltro la stessa ministra per gli affari regionali e dell'autonomia Erika Stefani ha ribadito: siamo alle battute finali. Sentiamola. Siamo in delle battute finali sulla redazione e la definizione di quella che è la bozza di intesa, l'intesa stessa. Dopo la serie di incontri serrati dell'ultima settimana, il governo è vicinissimo a chiudere l'intesa tra i diversi ministeri sull'autonomia di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Ad annunciarlo il ministro agli affari regionali Erika Stefani. Vi è stato un grande dialogo anche con tutti i ministri sia del Movimento 5 Stelle che di ministri della Lega, e sono state superate a mio avviso alcune perplessità che erano state avanzate da alcuni ministri ancora nel corso dell'autunno. Io spero e auspico che queste siano quelle ultime 2 settimane veramente determinanti. Il termine di questa fase del percorso verso l'autonomia resta quello fissato alla fine dello scorso anno, 21 febbraio. La scadenza è stata data dal Presidente Conte, è stato un sollecito nei confronti di tutto il Governo e tutti i ministri di rispondere a quella che è una domanda di autonomia molto forte. Il confronto non ha annacquato i contenuti di un'intesa che porterà un provvedimento vero e non di facciata, garantisce il Ministro. Gli aspetti tecnici sono per la gran parte già definiti. Le 23 materie ci sono tutte, questo è indubbio. E la declinazione interna è abbastanza articolata, perché sono materie, vedesi per esempio l'ambiente, che dal 2001, tempo in cui è stata approvata, è stata modificata la norma della Costituzione 116 terzo comma, è cambiato veramente il mondo per quanto riguarda anche la materia ambientale, assolutamente molto complessa, ma proprio tecnicamente complessa. Meno vicino a una definizione il tema cruciale delle risorse. Il criterio della spesa storica, puntualizza Stefani, è necessario in questa fase per non penalizzare le regioni del sud, ma in futuro dovrà essere superato in favore di un sistema più equo. Il costo storico è la base iniziale cioè il primo step. Il raggiungimento di quello che è l'obiettivo è quello dei fabbisogni standard, che nella previsione, nella domanda che io ho fatto, che ho sottoposto al MEF, è quella che entro un anno devono essere strutturati i costi standard e i fabbisogni standard. Questo è un procedimento che coinvolge tutta l'Italia, cioè tutte le regioni dovranno conformarsi ai principi che sono sottesi proprio al fabbisogno standard. Intanto torniamo a parlare della montagna devastata dal maltempo, perché è già partita l'operazione di recupero dei milioni di metri cubi di alberi abbattuti sulla montagna veneta in Val Visdende, una delle aree più colpite.
Le ditte specializzate nel comparto legname lavorano a pieno ritmo e importanti lotti di tronchi recuperati sono già stati venduti. Lo ha reso noto stamane il direttore di Avepa, Fabrizio Stella, nominato soggetto attuatore per il rilievo e le opere agricolo-forestali dal presidente Luca Zaia. Gli interventi sono interventi pianificati a fronte di una situazione per la quale non esistono precedenti in grado di supportare le decisioni operative avviate da circa 3 settimane. È iniziata ora la fase di intensità totale dei lavori, precisa Stella, che saranno ulteriormente rafforzati se le condizioni meteorologiche ovviamente lo consentiranno. Parleremo delle condizioni meteorologiche fra pochissimo, prima però la cronaca e la operazione, la maxi retata dei carabinieri di Mestre, che tra Venezia e Padova hanno smantellato una importante organizzazione criminale di spacciatori, e in questo caso rientra anche la famigerata eroina killer che tante vittime ha fatto nel Veneto anche recentissimamente. Allora, ha seguito per noi la conferenza stampa dei carabinieri Ilaria Marchiori insieme a Paola Barbato. Allora, ti cedo proprio la linea perché ti vedo in collegamento. A te, Ilaria. Sì, buongiorno, è appena terminata la conferenza qui dai Carabinieri di Mestre, esecuzioni dall'alba di questa mattina, un altro duro colpo allo spaccio mestrino. Siamo insieme al comandante della compagnia, il capitano Andrea Miggiano. Benvenuto capitano, allora ci può descrivere cosa è accaduto? Sì, da questa mattina all'alba stiamo seguendo dei provvedimenti cautelari personali emessi dal Tribunale di Venezia su richiesta della locale procura a seguito di un'indagine svolta dai Carabinieri della Compagnia di Mestre, iniziata già nel 2017 e volta in particolare nello specifico al contrasto del diffuso fenomeno dello spaccio, soprattutto di eroina, nel centro di Mestre, quindi in particolare la zona stazione, via Piave, Corso del Popolo. Ecco, noi sappiamo che già lo scorso luglio c'è stato un importantissimo blitz che ha colpito la zona di via Piave, via Trento, le vie limitrofe. Questo è un altro colpo, però come è stato detto poco fa ancora non basta, non è che si può dire che il fenomeno è debellato, anzi. Assolutamente no, purtroppo il fenomeno dell'uso, soprattutto dell'eroina, lo vediamo tutti i giorni, dell'uso anche da parte di giovanissimi delle sostanze stupefacenti. Sicuramente è un colpo importante nel senso che si è neutralizzata una cellula di tunisini che avevano preso il possesso del quartiere, che conoscevano bene le viuzze, che riuscivano a sfruttarle, anche la vicinanza della stazione, quindi di fatto avevano delle vedette, riuscivano ad impedire anche i controlli delle forze dell'ordine. Non solo, ma la cosa più importante è che oltre ad individuare questo gruppo di tunisini si è riusciti a risalire ai 2 albanesi che erano i loro fornitori, quindi raggiungere uno step più alto di eroina che giungeva su Mestre. Ecco, dal blitz dello scorso luglio invece si era parlato di nigeriani, oggi invece di tunisini e albanesi. Com'è cambiato il giro? Ma di fatto non possiamo dire come sia cambiato. Sappiamo che purtroppo nello spaccio di sostanze stupefacenti coesistono diverse etnie. Questa indagine dimostra che i tunisini non erano mai spariti dalla piazza di Mestre, perché, ripeto, è nata nel 2017, ma tutt'oggi durante l'esecuzione uno degli arrestati, sottoposto a misura cautelare, è stato sorpreso con 50 grammi di cocaina addosso, quindi a dimostrazione del fatto che non si è mai interrotta l'attività di spaccio proprio su Mestre da parte dei tunisini, così come credo di poter dire non si sia mai interrotta da parte delle altre etnie. Gli albanesi sicuramente sono un livello medio-alto dello spaccio di droga, infatti in questo caso rifornivano la piazza di Mestre pur restando più defilati rispetto a coloro che sono i pusher da strada. Ecco, Mestre è considerato un po' un crocevia. Sicuramente sì, lo è considerato per una serie di motivi, credo principalmente per un discorso proprio di snodo sia ferroviario che viario, che consente di essere raggiunto facilmente per poi rientrare anche dalle città o dalle regioni vicine, e poi sicuramente anche per il prezzo dell'eroina, che dovrebbe essere più basso rispetto ad altre piazze. Perché di che giro d'affari stiamo parlando? Ma, da quello che ci risulta, dai dati che riceviamo, l'eroina su Mestre viene venduta a 10 euro al grammo, mentre su altre piazze parliamo di 30 euro al grammo, quindi è assolutamente conveniente anche per chi proviene da altre regioni. Ecco, ricordiamo che questa mattina sono arrivati anche i complimenti, insomma un plauso da parte del governatore Luca Zaia per questo altro duro colpo che è stato dato allo spaccio mestrino. Ringraziamo il capitano Miggiano che è stato insieme a noi, restituisco la linea.
Grazie a Ilaria Marchiori. Ancora la cronaca, un sedicenne che viene investito da un camion mentre andava a scuola, è successo stamane a Preganziol. E sempre nella Marca ieri un'altra tragedia della strada con un 54enne che perde la vita. Stava andando a scuola come ogni mattina, ad un tratto ha attraversato la strada sulle strisce pedonali, ma non si è accorto che stava arrivando un camion. È stato travolto un sedicenne residente a Preganziol. In quel momento in zona c'era una fitta nebbia che avrebbe impedito all'autista del mezzo di fermarsi in tempo. Il ragazzino è stato sbalzato a terra, un impatto violentissimo. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli uomini del SUAM 118 e la polizia locale per i rilievi di legge. Le condizioni del sedicenne al momento sarebbero molto gravi. La viabilità del terraglio è andata in tilt causando code e rallentamenti per buona parte della mattinata. Ieri un altro grave incidente è accaduto a Castelfranco, lungo la nuova strada del Santo. In uno scontro frontale tra due auto ha perso la vita un senegalese di 54 anni residente a Montebelluna. Ferita la donna che era a bordo dell'altra auto assieme al marito. Sul posto i carabinieri che stanno accertando la dinamica del tragico sinistro. Solo sabato si era verificato un altro incidente mortale. A Mansuè aveva perso la vita Enrico Trudu, un 71enne membro della SPCGL di Treviso. Un weekend, quello appena trascorso, segnato da numerosi incidenti stradali, forse causati dalla pioggia di questi giorni. E un'autocisterna piena di benzina è rimasta bloccata sul ciglio della strada in zona Fadalto, siamo nel Vittoriese, dunque sempre nella Marca trevigiana. La strada è completamente ghiacciata, come vedete nelle immagini, ha reso viscido il manto stradale. Il mezzo pesante è finito con le ruote sul ciglio della strada, rischiando di finire fuori strada. L'autista è riuscito a fermare il mezzo e chiamare i soccorsi. Sul posto, come vedete, i vigili del fuoco che hanno riportato l'autocisterna sulla strada. Ghiaccio sulle strade dunque, neve invece, quella che è arrivata come era prevista soprattutto nel Bellunese, solo che è arrivata con misure diciamo più alte rispetto a quelle previste. Si va dai 9 centimetri di cortina ai 17 di Belluno, ai 25 addirittura di Auronzio di Cadorna. Insomma una neve tra i 10 e i 30 centimetri, un manto tra i 10 e i 30 centimetri nel Bellunese. Queste sono le immagini di Belluno, della città di Belluno. Dunque, secondo le previsioni, le nevicate dovrebbero cessare insomma nella giornata di oggi, andando esaurendosi, perché infatti per martedì il centro meteorologico di ARPA prevede cieli sereni e nebbie in dissolvimento sin dal primo mattino. Invece potrebbe esserci il ritorno, ci sarà il ritorno dei fiocchi di neve giovedì, e questi fiocchi di neve potrebbero interessare questa volta anche la pianura, un po' come era successo la scorsa settimana. A Enego invece adesso nel Vicentino una nottata di paura per una famiglia in un'abitazione che ha preso fuoco. Completamente inagibile, un'abitazione di Enego invasa nella notte dalle fiamme, forse il malfunzionamento del camino all'origine del rogo. Era l'1:30 quando un passante si è accorto delle lingue di fuoco che uscivano dal tetto di una casa in contrada Fosse di Sotto, dove vive una coppia di coniugi svegliati all'improvviso. Sul posto squadre di vigili del fuoco accorse da Bassano, Asiago e Vicenza con 4 automezzi e 14 operatori. Illesi marito e moglie, bruciato l'intero sottotetto in legno, circa 80 metri quadri dell'abitazione disposta su 4 livelli. Danneggiato anche l'impianto elettrico e la copertura in lamiere ondulate. I pompieri hanno lavorato sino alle 7 di oggi. Torniamo nella Marca adesso e torniamo a parlare della vicenda del giovane straniero che si è scoperto poi essere un minorenne che ha tentato di violentare in strada una sessantenne, perché il destino di questo sedicenne è nelle mani della procura dei minori. Per ora resta denunciato ma a piede libero, e questo chiaramente fa arrabbiare i tanti cittadini di paese, ma anche il sindaco. Sentiamo. Non può passare impunito come una ragazzata, perché ha messo a soqquadro la cittadinanza e ha messo veramente in apprensione tutte le persone, e soprattutto ha creato un danno a questa signora importante. Psicologicamente è una persona che è molto provata. Non usa giri di parole il sindaco di paese nel commentare l'aggressione subita da una sua concittadina mercoledì sera. Esprime soddisfazione per l'operato delle forze dell'ordine che hanno individuato il presunto autore nel giro di pochi giorni, anche se, continua il sindaco, il provvedimento preso nei suoi confronti, la denuncia in stato di libertà, rischia di essere troppo leggero.
Io assolutamente per un episodio del genere sei stato molto più categoricamente pesante, perché non si può sorvolare una cosa del genere. Adesso i buonisti si cominceranno a darsi da fare, è una ragazzata, poverino, è giovane, tutte queste storie qua, l'integrazione e compagnia bella. Io non sono assolutamente d'accordo. Chi sgarra deve pagare, è giovane, benissimo, ci sono riformatori, ci sono altre forme per colpire e far capire a questa gente che non si può scherzare su queste cose qua. E poco importa se la famiglia del giovane di origini straniere risulta ormai integrata da diversi anni. Episodi del genere creano allarme e insicurezza e non devono essere sottovalutati. Che cosa si sente di dire a questa famiglia da sindaco? Beh, la famiglia assolutamente nulla. Al ragazzo che si vergogni e che assolutamente spero che le forze dell'ordine e la magistratura gli dia una lezione che deve ricordarsela. Questo brutto accadimento si sia verificato in pieno centro paese. Fortunatamente qualcuno è intervenuto e è riuscito a salvare la signora dall'aggressione, però fosse capitato appunto in aperta campagna l'epilogo sarebbe stato totalmente diverso. Ancora la sicurezza in primo piano, 2 rapine che hanno caratterizzato il weekend a Padova, il prima in un'area di servizio. Il pieno di benzina è costato più del previsto ad un automobilista che si era fermato ad un distributore self-service in via Uruguay a Padova, alleggerito dei 6.000 euro che custodiva nel portafoglio. Sceso dall'auto, l'automobilista di origine cinese è stato avvicinato da un uomo affiancato poco dopo da altre 4 persone. Arraffato il bottino, la banda si è allontanata dileguandosi a bordo di 2 macchine. Sulla rapina indagano i carabinieri. E poi l'altro colpo, questo invece all'uscita di un supermercato nel mirino, una cassiera. Paura in un supermercato del centro di Padova, in Corso Milano, dove attorno all'orario di chiusura ha fatto irruzione un rapinatore armato di pistola. L'uomo ha intimato alla cassiera di raccogliere e consegnare i soldi contenuti nel cassetto, ma nemmeno i suoi colleghi si sono accorti dell'accaduto, tale è stata la rapidità dell'irruzione. In quel momento alla cassa c'erano 2 clienti, l'uomo si è presentato con il berretto e la sciarpa per nascondere il viso e una volta avuti i soldi in un sacchetto è fuggito in bicicletta. Da un primo riscontro il bottino è stato di circa 900 euro, che erano custoditi nel registratore di cassa. Una vicenda singolare che arriva dal Bassanese, le poste la licenziano perché quasi del tutto cieca, lei fa causa e ottiene un risarcimento pari a 22.000 euro. Dopo 4 anni di calvario, la donna residente a Mussolente è riuscita a ottenere un parziale ristoro alle sofferenze patite se il licenziamento è stato sorretto da un giustificato motivo, dicono i giudici, visto che la malattia alla retina non le permette di continuare a lavorare. Poste, la sezione di Bassano, secondo i giudici, aveva l'obbligo di cercarle e offrirle una mansione lavorativa adeguata. Adesso pochissimi istanti di pubblicità, poi torneremo a Treviso per parlare delle mostre e del futuro delle mostre a Treviso. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione dei nostri telegiornali, torniamo a parlare di accertamenti della finanza sulle grandi mostre a Treviso. Interviene il critico Vittorio Sgarbi che dice Goldin ha avuto dai comuni con cui ha lavorato troppi regali, ed è uno Sgarbi che peraltro è in pole position, insomma potrebbe essere a breve il nuovo curatore delle mostre a Treviso. Troppe concessioni a Marco Goldini, il comune di Treviso ha sbagliato a regalargli il museo di Santa Caterina come in precedenza aveva fatto quello di Vicenza con la Basilica Palladiana. Parola di Vittorio Sgarbi, neopresidente della Fondazione Canova, secondo cui quel tipo di accordi crea solo tante incomprensioni. Il riferimento è alle indagini della Guardia di Finanza, seguite all'esposto presentato nel 2017 dall'allora consigliera di maggioranza Maristella Caldato, che voleva vederci chiaro, sia sotto l'aspetto amministrativo che contabile e penale, sulla delibera con cui la Giunta aveva concesso all'agenzia di Goldin gli spazi museali. Sgarbi definisce il direttore di Linea d'Ombra un ottimo imprenditore senza rivali nel marketing dell'arte, ma diventa una risorsa solo se a tenere le redini delle operazioni portate avanti sono le amministrazioni pubbliche, aggiunge, che devono svolgere il loro ruolo senza abdicare alle proprie prerogative. Sgarbi, che potrebbe presto collaborare in prima persona con il comune di Treviso, è lo stesso critico a far sapere che ci sono già stati diversi incontri con il sindaco Mario Conte e che per il capoluogo della Marca vedrebbe bene un cambio di passo. Basta impressionismo, conclude, il pubblico è pronto per nuovi stimoli.
E adesso a Venezia, dove la multa durante un funerale, peraltro in gondola, fa scattare le polemiche. Ci racconta queste polemiche Tommaso Stoppa. Tommaso. Sì, buongiorno da Venezia, dove continua a fare scalpore la notizia emersa nei giorni scorsi della gondola multata mentre portava la salma di Ettore Pagan nel suo ultimo viaggio. I fatti risalgono allo scorso ottobre, ma sono stati resi noti soltanto in queste ore. Ettore Pagan, presidente dell'associazione benefica Biribiri, è un veneziano che ha fatto moltissimo per la città, in particolare per le regate, per mantenere vive queste tradizioni, e proprio da tradizione si era deciso di accompagnarlo in gondola nel suo ultimo viaggio, come da sempre si fa a Venezia per le personalità che in qualche modo si sono distinte per la città. Il gondoliere che lo ha accompagnato è Vittorio Orio, che non ha bisogno di presentazioni perché è uno dei più famosi pope, autore anche di imprese particolari con la gondola. Si è visto recapitare una sanzione di 77 euro perché da il regolamento comunale le salme possono essere accompagnate soltanto da agenzie di pompe funebri con i loro mezzi. In questo caso invece il mezzo dell'agenzia era dietro la gondola e quindi non si è rispettato quello che è il regolamento, ma in moltissimi, sia sui social che per le calli e per i campi, stanno protestando contro questa applicazione di una legge che si dice va contro quelle leggi non scritte che la città rispetta da sempre e non possono certo essere cancellate da un semplice regolamento. Tema interessante su cui vi daremo sicuramente altri aggiornamenti nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso Stoppa. Restiamo a Venezia. Da una multa a una diffida è quella che il presidente del Codacons ha inviato al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. Sentite perché. Facciamo finta che sia come una banda di criminali, PM10, PM25, eccetera. È una banda di criminali. Non possono essere combattuti con delle circolari. Sono rimasti solo sulla carta i provvedimenti contro l'inquinamento del comune di Venezia, secondo il presidente veneto di Codacons, Franco Conte, che ha inviato una diffida al sindaco Luigi Brugnaro chiedendogli di effettuare quei controlli, secondo lui mai avvenuti durante l'ultimo blocco del traffico. Questa è la prima questione che diciamo al sindaco, e cioè non può pensare di avere fatto il suo dovere solo perché ha messo la sospensione per la circolazione delle macchine. Quella è appunto una grida manzoniana, poi magari spesso appunto manca il controllo ai valichi di accesso alle città e quindi è assolutamente inutile. Oltre alle necessarie sanzioni per gli automobilisti trasgressori, da effettuare anche con l'aiuto di strumenti tecnologici, l'appello di Conte è a smettere di minimizzare il problema. Non è cosa, sostiene, da risolvere con una battuta spiritosa. Qua bisogna che sia chiaro il pericolo di questi elementi inquinanti dell'atmosfera. Sono gravissimi, sono migliaia le morti all'anno e soprattutto sono morti che incidono sulla qualità della vita, sulla qualità poi della nostra tarda età, sulla qualità della mobilità. La gente è costretta a stare in casa per non uscire e gente uccisa 2 volte. A proposito di ambiente, le immagini del capriolo albino femmina che da qualche tempo si aggira per le colline di Conegliano. Nelle immagini di un telespettatore il passaggio nella zona di Collalbrigo per un esemplare davvero molto raro che residenti e proprietari dei fondi vorrebbero proteggere dai cacciatori. Il capriolo è nella lista delle prede che si possono abbattere, ma la particolarità albina rende davvero unica la presenza in questi territori. Per questo esemplare e in genere per la fauna selvatica alcuni privati hanno costruito in zona delle mangiatoie per l'inverno, che purtroppo però sono luogo facile per la caccia. Qualche settimana fa infatti uno dei cuccioli del capriolo è stato abbattuto e per questo in tanti stanno scrivendo direttamente al governatore del Veneto Luca Zaia perché difenda la mamma albina e i suoi cuccioli. Vedremo come andrà a finire. Noi siamo in chiusura del telegiornale e vi ricordo però gli appuntamenti con la programmazione. A partire da ore 13, fra pochissimo, discuteremo se sia meglio per un ragazzo trovare lavoro o laurearsi, un dibattito che è sempre molto acceso. In studio con noi Elena Donazzan, assessore regionale
alla istruzione e formazione ma anche al lavoro, Ivano Spano, sociologo dell'Università di Padova, e Nicola Baso, imprenditore. Aspettiamo come sempre i post sulla pagina Facebook e le telefonate allo 049 490 605. Questa sera poi 20:10 per parlare ancora di economia e lavoro con il presidente di Confindustria Venezia, Vincenzo Marinese, e poi alle 21:15 Ciaring, in prima serata, torna il talk del lunedì, con tanti temi sempre sul piatto, dai migranti al lavoro, all'economia, all'autonomia. Lo facciamo con Giordano Riello, imprenditore, Roberto Marcato della Lega, l'onorevole Nicola Pellicani del Partito Democratico e Simone Scarabel del Movimento 5 Stelle. È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso sin dal mattino, poi in diminuzione nell'arco della giornata. Probabilità di pioggia su tutti i settori, non si escludono locali nevicate a quote collinari. Temperature minime intorno ai 0 e 4 gradi, massime oscillanti tra i 5 e 8 gradi. Vediamo ora che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo si presenterà molto nuvoloso e coperto con probabilità di precipitazioni sulla pianura e costa, fiocchi di neve possibili in alta quota. Temperature minime comprese tra i 2 e i 7 gradi, massime tra i 6 e 9 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Il cielo si presenterà poco nuvoloso su tutti i settori. Sui confini alpini saranno possibili locali nevicate a bassa quota. Temperature minime oscillanti tra i 2 gradi, massime comprese tra i 7 e 10 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.